3 assalti in serie nella notte in terra veneziana che per modalità e tempi lasciano pensare che i colpi siano stati fatti da una stessa banda specializzata nell'esplosione dei distributori di banconote. Il primo assalto alla Banca Antonveneta di Nuale verso le 2:30, un colpo però senza successo dal momento che l'allarme li ha messi in fuga. Dopo mezz'ora un'altra esplosione alla Veneto Banca a Spinea, secondo colpo non riuscito grazie all'intervento di una pattuglia dei carabinieri impegnata in un servizio di ricognizione notturna. Travisati in volto e per nulla intimoriti, i malviventi anche in questo caso sono riusciti a darsi alla fuga. Terzo e ultimo colpo nella filiale della Volksbank di San Donà di Piave, dove i banditi questa volta sono riusciti nel loro intento, riuscendo ad impossessarsi di 30.000 euro. L'intervento dei militari poi li ha messi in fuga, prima di poter mettere le mani su una seconda cassetta piena di denaro. Non riusciamo a salvaguardarci, E una volta l'anno succede sempre queste cose, d'altronde San Donà è diventato ormai un Far West. È incredibile che riescano a fare questi colpi. È incredibile, però li fanno.